Amici bellini, è tosta, è complicata. La voglia sarebbe quella di fare solo un'analisi generale, perché il fallimento, no? Non so se metterò questa parola in copertina perché è quella che sto sentendo un po' dappertutto, però qualcosa di campo della partita di ieri la voglio comunque vedere e analizzare un pochino la situazione. Poi mercato, lo stadio, vediamo. Che poi pare onestamente sembra che ci prendano in giro, De Laurentiis ha fissato per fare lo stadio, vabbè. E dai, ogni volta che ritorna in auge una questione che vabbè. Andiamo sulle cose che possiamo capire, non quelle che non possiamo capire. Io qua tengo una maglietta di Nathan perché facemmo la scommessa se il Napoli vince lo scudetto. Pensa che cosa, adesso ci facciamo tutte le maglie dei giocatori più improbabili. E Enzo lanciò questa sfida. Lo scudetto lo abbiamo vinto e tutti noi ci siamo fatti le maglie di giocatori improbabili, Berezinski per esempio. Però se Nathan vale 50 milioni, questa è una maglia di un certo livello. Pensa un pochino il calcio come è sfizioso e particolare. Vi porto prima sul campo, invitandovi a lasciare un like. Mancano tipo 5-6 iscritti per arrivare ai 29.000 tondi, quindi vi abbraccio e vi ringrazio tutti i nuovi che stanno arrivando, che si stanno iscrivendo. Volevo partire con dei complimenti a Olivera, e qua Olivera rappresenta veramente il gatto di Kontinger, nel senso che alcune cose molto positive, altre meno all'interno di una singola partita. Qua bisogna dare atto al gol di Vergara che Olivera fa un bellissimo anticipo. Il Napoli esce bene, c'è un colpo di petto di Elmas, un rilancio di Buongiorno, poi si va su Højlund. Il Chelsea un po' in affanno rilancia la palla in avanti e qua è bravo Olivera ad anticipare secco Caicedo, poi la palla finisce a Vergara e sappiamo com'è andata. Direi che è inutile aggiungere cose su Vergara, che in questo momento, anzi una riflessione va fatta per la prossima partita, ma abbiamo domani, si può vedere Vergara a sinistra per esempio, così un Elmas non lo vediamo lì e può essere utile magari per far rifiatare un McTominay, volendoti giocare un Giovane dall'altra parte. Vediamo, ne possiamo parlare domani, anche perché siamo già praticamente in antivigilia. Comunque qua si fanno i primi complimenti a Olivera, però poco prima Olivera si lascia scappare Pedro Neto che insomma la palla a scavalcare, non riesce a raggiungere, sembrava pure in vantaggio, invece gli taglia davanti, e questa occasione qua facciamo i complimenti a Meret che esce tempestivamente, la prende in faccia, quindi può essere anche errore di Pedro Neto, però questa parata ci tiene in piedi, quindi voglio veramente, cioè mai come in questi giorni servirà un equilibrio pazzesco, perché in giro per l'Italia si stanno divertendo a demolirci. Dobbiamo veramente fare il possibile almeno all'interno, perché è normale che lo facciano per il resto dell'Italia e non aspettavano altro. Se però noi abbocchiamo come ambiente, ci spacchiamo e anche noi vogliamo la rovina di questa squadra, per dire l'avevo detto, è tosta, diventa difficile creare i presupposti per il futuro. Quindi Oliver, complimenti, però qua ti è scappato. Meret, poi dopo vediamo i tir, però qua complimenti senza avere dei preconcetti, vi prego. Il secondo gol, si fanno i complimenti a Olivera per questa sovrapposizione interna. Elmas gliela dà in profondità. Su Elmas raccolgo tutte le vostre perplessità che mi scrivete anche in privato. Io cerco veramente di non essere bias su Elmas. Per me ha fatto una partita ordinata e tutte le volte che poi esce prendiamo gol, guarda caso. Io mi rendo conto che servano giocate più flashy, no? Che più vistose col pallone, come ci sta facendo vedere Vergara, per incontrare il favore un po' di tutti. Ma io non ho un preconcetto positivo su Elmas. Se Elmas gioca male, lo dico così come ho detto, Juan Jesus purtroppo è responsabile di queste ultime due sconfitte, perché il saltare così poi chiude, a me non mi convince che là è un'azione giusta. Per me è istintivo e hai fatto in quel momento un errore. Il passaggio orizzontale di Juan Jesus è un errore, e nonostante io sia un ammiratore di Juan Jesus e l'ho difeso quando lo dovevo difendere, qua ci dobbiamo prendere tutte le nostre responsabilità. Per me Elmas lì non ti sta dando
quello che ti doveva dare Lang e quello che adesso ti sta dando Vergara e che ti ha dato Neres, però sta dando il resto della copertura e di quel doppio ruolo che aiuta anche il centrocampo, permettendoci di ricostruirci in quella sorta di 3-5-2 o meglio 5-3-2 con Vergara che appoggia Højlund. Però mi rendo conto che serve qualcosa di più, anche se soprattutto se Conte ha detto serve un fantasista in quella zona. Il discorso mercato resta in piedi per altri 3 giorni praticamente, si fanno altri no Sulemana, non vi preoccupate, ci arriveremo. Højlund fa un gol non banale, stavolta è lui a tagliare sul primo palo e non McTominay che resta sul secondo, e la sua... Poi c'è stata una pausa perché Palladino, che era stato fatto Neres, se la trattiene la sua esultanza, perché evidentemente o gliel'hanno detto o si è reso conto che potrebbe essere un pochino fraintesa. Però è bene che non abbia perso il contatto col gol Højlund, che è un altro che dovrebbe assolutamente riposare. Ecco perché magari Giovane prima punta, non lo so, vediamo. Se sul primo gol di Neto onestamente si può parlare della spinta sulle gambe di Meret, però secondo me il gol che peschi del campione, là al massimo Juan Jesus poteva accorciare di più, però tu puoi pensare anche che lui sia destro, magari gli concedi il sinistro. Accettiamoli dei gol quando te li fa un gran calciatore e alle volte non devi trovare per forza il colpevole. Sul secondo gol di Pedro, ma ci stanno sfutte giustamente, si parte con Højlund in possesso di palla che perde il duello, poi è entrato Cole Palmer e se l'impatto sulla partita l'ha avuto, perché qua c'è un doppio duello con Olivera che pressa in avanti e McTominay che cerca di rubare palla. La palla riesce a farla passare e a far arrivarla a Theo Hernandez, Enzo Fernandez. La cosa assurda e forte che fa Cole Palmer è che nel momento in cui la palla scorre va subito in avanti a proporsi e Olivera non fa quello stesso movimento. Lo vedete qua, però la giocata è che avanti, dietro, avanti, no? Giocata direttamente su João Pedro, accompagnato da Buongiorno che non riesce ad anticiparlo. João Pedro fa la sponda per Cole Palmer che poi gli fa un passaggio in profondità fantastico. A quel punto però ancora si potrebbe mettere una pezza, che è questa qua di Gutiérrez, che ce l'aveva quasi era a portata di mano la maglietta di João Pedro, e questa me l'avete fatta notare voi. Io ero già completamente distrutto, avevo già visto il gol, quindi ho smesso di guardare chi erano i responsabili. E qua non sei ultimo uomo, quindi non c'è Dogso assolutamente, andava fatto, quindi bravi voi, brava Valentina e tutti quelli che me l'avete segnalato, perché qua devi spendere il fallo. Se lo fai andare avanti nel 2 contro 2, João Pedro può fare quello che vuole. A quel punto decide lui di fare il gol, ma poteva anche darla a Garnacho, lo Di Lorenzo qua in ritardo a recuperare, insomma. Al momento del tiro Beukema prova insomma una scivolata alla disperata, la palla gli finisce pure in mezzo alle gambe, quindi un altro problema per Meret. Non mi ha convinto il posizionamento qua giù, però sono indeciso, nel senso che se tu più avanti stai più chiudi lo specchio della porta in teoria all'avversario, però con questa posizione l'unica cosa che puoi fare, visto che il pallone è più vicino, ti arriva da più vicino, puoi fare quella parata col piede che abbiamo detto a Milinkovic-Savic non ce l'ha, ma ce l'ha Meret ha fatto più parate così con il piede, ma non lo potete vedere, col piede che si allarga, però no, si vede da questa angolazione che prova a fare la parata di piede, però è abbastanza distante il pallone che non si andrà nemmeno ad insaccare sul palo. In realtà finirà in questa zona qua. Il passaggio, il tiro, non è un passaggio, il tiro a tutti gli effetti è preciso, ma non a fil di palo. O penso io che se fossi rimasto un pochino più indietro in questa zona magari ti potevi buttare con le braccia, però magari col portiere dentro alla porta João Pedro non avrebbe tirato da quella parte, quello non lo possiamo sapere. Ma tant'è, visto che il pareggio ci siamo resi conto che non bastava, che poi è successo l'impossibile, Benfica Real Madrid, che riescono a segnare il quarto gol con il portiere sullo scadere, un qualcosa di incredibile, con il Marsiglia che aveva perso 3-0, e si sta leggendo adesso di possibile esonero o almeno in discussione De Zerbi.
Quindi Conte out, chiamiamo a De Zerbi, nemmeno lo so, perché la riflessione si può adesso ampliare. Spostandoci da questa parte, ho un po' di cose che mi portano a fare una riflessione con voi. Questa è la prima, non voglio insultare nessuno, però non siete, finché lo fanno i tifosi dobbiamo solo accettare. Il tifoso non ragiona o volontariamente omette delle cose per poter fare la sparata sui social, prendere un paio di like e la sua giornata è migliorata. Chi glielo spiega adesso che senza Cialanoglu, Barella, Bastoni, con Lautaro che è entrato all'88 e senza Dumfries, ti sei dimenticato Dumfries, abbiamo comunque vinto? Non voglio insultare, non lo insulterò. C'è bisogno di dirlo che il problema non è la singola partita, ma che stai giocando da non so quanti mesi sempre con gli stessi, che è impossibile anche fare un allenamento, perché gli allenamenti, no? Devi averne 11 da una parte e 11 dall'altra. Come li state facendo questi allenamenti? Solo video, probabilmente, perché devono anche riposare e non si devono fare male. Questi hanno deciso di fare un po' di turnover, perché così non si sfiacchiscono e ce l'hanno quelli in panchina che possono mettere. Volete fare il paragone? Va bene, divertitevi. Però non voglio che i tifosi perché alcuni tifosi del Napoli ci cascano e danno ragione al nemico, e questo per me è insopportabile. Mi hanno fatto vedere questa schermata, ok? Un'altra schermata che è di un e sta pure De Zerbi. Fallimento. Come si misura poi il fallimento? Costo per punto. Cioè in base al valore della rosa, che poi chi la stabilisce? La stabilisce Transfermarkt. Ok, vabbè, accettiamo che quello sia il valore della rosa, e cioè di 428 milioni. Hai fatto... Sembra quasi che sai, poco. Allora, quanto hai fatto? Hai fatto 8 punti, quindi per ogni punto 45 milioni. Ti trovi? Nemmeno mi trovo, perché il calcolo non è... vabbè. Ma vale poco. La questione è questa. Di questi 428 milioni del valore della rosa del Napoli, quanti hanno giocato la Champions League? Perché se all'interno del valore della rosa c'è anche un Lukaku che vale ipoteticamente 20 milioni con la sua età, non l'hai potuto usare mai. Quindi il valore della rosa non è 428, e cioè 408. E ci togli De Bruyne e ci togli Anghissà. Questo è il discorso. Qualche partita l'hanno fatta, ma non hanno fatto tutta la Champions League, e alla fine queste cose le paghi. È normale, no? Quindi questo ragionamento qua, visto il valore, oppure visto quanto li hai pagati, ti devono produrre tanti punti, oppure visto che prendono un tale stipendio devono... Non è così, il calcio non funziona così. Tant'è vero che tu non riesci a battere il Copenaghen, che è molto inferiore a livello di valore della rosa. Che ha segnato Larsson vale 3 milioni su Transfermarkt, è mai possibile? Højlund ne vale 45 e devi batterlo 50-0, e non funziona così. Tant'è vero che Vergara, che ne vale 2,5, è valso Palmer ieri, è valso Estevao. Quindi nella singola giocata i valori, i milioni non si calcolano. E sul discorso di Vergara, pensa te se devo farvi leggere le parole del suo procuratore, che invece di attaccare Conte, perché adesso lo stanno dicendo tutti, no? Ma Conte, perché non l'hai fatto giocare prima? Io tenevo già un discorso in mente che vi ho fatto già live, non sappiamo se facendolo giocare prima l'avremmo probabilmente bruciato, oppure quello che sta succedendo a Vergara è frutto del lavoro fatto in questi 6 mesi. Sapete il mio pensiero sui giovani, e non voglio fare polemiche, ma allenarsi con Conte porta a migliorarsi, e Vergara non è il giocatore di 6 mesi fa. Mi sembra corretto dire le cose come stanno. Lavorare con Conte porta a migliorarsi. Aver lavorato con il mister lo ha migliorato sotto tutti i punti di vista, e lo dico senza ironia o altri scopi. C'è la mano dell'allenatore su di lui. Ora, questa frase secondo me punta anche a ricucire un rapporto che, vista la situazione Marianucci, Ambrosino eccetera eccetera, è andato allo scatafascio, e questi hanno degli scopi anche per il futuro, perché devono mantenere i rapporti. Conte va in un'altra squadra, ci sono altri assistiti, non si può. Quindi questo è dare il colpo al cerchio, dopo alla botte, la moglie ubriaca e stiamo tutto a posto. Però è un discorso corretto, non lo possiamo sapere. È cresciuto, magari adesso ti fa questa prestazione e prima non l'avrebbe fatta, non lo sappiamo. La questione è che adesso Vergara vale quello che ti stava dando Neres in quel periodo. Se te lo puoi giocare anche a sinistra, e capiamo
sappiamo quanto vale Giovane, altrimenti Vergara molto più di Giovane in questo momento. Dobbiamo solo vedere che non si faccia male, perché anche lui adesso le sta facendo tutte consecutive e anche ieri ha giocato con un problemino. Fallimento di Conte, perché Conte in Europa, la sua media punti, eccetera eccetera. Benissimo. Questa è la rosa del Napoli. Ok? Mi faccio aiutare dagli schemi di Guido. I numeri sono tanti, ma io cerco di farvi individuare quelli là che saltano di più all'occhio, perché troppi numeri non si possono seguire. Li vedete tutti gli zero? Gente che non ha gol in Serie A, gente che non ha gol in Champions League, o almeno in UEFA, cioè in Europa. Ovviamente difensori, ovviamente lo stesso Lobotka. Chi è che doveva farci fare una grande Champions League se l'esperienza vale a qualcosa? I 48 gol di Lukaku, magari, che come presenze ne ha 92 in Europa, non l'hai potuto usare. Chi è quello che c'ha un po' più di presenze in Europa? Magari De Bruyne, che quelle volte che l'abbiamo visto metteva in porta Højlund, dicendo 22 gol in Europa e non lo potevi avere. McTominay 7,50 e infatti 57 presenze in Europa per Elmas con 5 gol, più o meno i stessi gol di McTominay, ma Elmas non sapeva fare niente. Va bene. Højlund paradossalmente molto giovane, molto bene rispetto a tutti gli altri. Chi ha più presenze europee? Ce l'ha Juan Jesus. Ma io mi rendo conto, voi potete dire, ma quante presenze europee c'hanno il Copenaghen? Esatto. Allora, di fronte a quelle cose là, la partita singola può andare da una parte o dall'altra quando non ci sta quello spessore anche di una società che è abituata a stare in Europa. Vedi il Real Madrid, vedi il Chelsea, vedi queste squadre importanti che fanno salire un pochino il livello di tutti quanti, anche quando hanno meno esperienza, perché sono molto giovani ma hanno un valore molto più grande. Perché vi dico questo? Perché nel racconto che è stato per anni e anni quello che il Napoli deve uscire dalla Champions per concentrarsi in campionato, quest'anno sto sentendo manda che fallimento, non è possibile, si deve andare avanti in Champions. Bravi, vi siete svegliati, complimenti. Questo è il Guido folle che si scrive tutto e per tutto quello che ha fatto il Napoli in Europa, e come vedete non si va avanti alla grande tutte le volte, non si sta sempre in Champions da una vita, e lo so che questi numeri sono un po' troppo, quindi se ve li volete vedere mettete in pausa e divertitevi, altrimenti uno schemetto di più facile digeribilità se lo fa vedere Guido Olivares. La Champions League dell'era De Laurentiis: Mazzarri ottavi di finale col Chelsea, Benitez ai gironi, Sarri ottavi di finale con Real Madrid, Sarri ai gironi, Ancelotti ai gironi, Ancelotti Gattuso ottavi di finale Barcellona, Spalletti quarti di finale col Milan, quello è il massimo che abbiamo fatto con la squadra incredibile, poi Garcia, Mazzarri, Calzone ottavi di finale Barcellona e Conte ai gironi. Quindi questa è la nostra realtà, cioè non è che Conte improvvisamente arriva Conte e il Napoli che andava sempre in semifinale improvvisamente è lui che distrugge con la sua cattiva media. Questa è la nostra realtà. D'altra parte ci aggiungiamo che questa nuova Champions è una cosa diversa e non si dovrebbe paragonare, perché fai 2 partite in più, quindi più o meno è come se fossi arrivato agli ottavi. Non si ragiona così, però sono quelle 2 partite in più, quindi invece di fare 6 partite ne hai fatte 8. Gira la media punti degli allenatori, quindi Conte è proprio un ciuccio in Europa e ci siamo. Pirlo, Ancelotti, Di Matteo molto meglio. Quante partite ha fatte Di Matteo in Europa? Prese il Chelsea, ve lo ricordate, che poi vinse la cosa, quindi se ci mettessimo anche le partite fatte avrebbe un altro valore. E invece se vi volete divertire così va benissimo se lo fanno i tifosi, ma se lo fanno poi gli addetti ai lavori portando avanti una loro cosa, non è un'analisi corretta da fare. Quindi Conte è peggio di Motta, è peggio di Palladino, è peggio di Cannavaro, è peggio di Di Francesco, di Sarri, di Mazzarri. Conte è peggio di Mazzarri. Però forse Conte è un poco meglio del Napoli in Europa rispetto all'era De Laurentiis, perché se vai a vedere poi nello specifico quello che lui ha fatto, sì, con il Napoli esce ai gironi, diciamo al gruppo iniziale, col Tottenham esce ai 16esimi, esce ai gruppi con l'Inter 2 volte, 16esimi con il Chelsea, esce ai gruppi con la Juve, quarti di finale con la Juventus, quindi fai quarti di finale come l'abbiamo fatta noi. In Europa League però lui è arrivato in finale e è arrivato in semifinale, fu ammazzato anche là, ve lo ricordate quel video di Chiariello, se lui è imbecille vero, perché poteva andare in finale, no? Va bene, eppure col Tottenham così. Quindi vedi che poi in Europa una cosa è l'Europa, perché se poi vai a vedere la media punti dell'Europa League non è male e noi non ce l'abbiamo questa
sta media punti qua in Europa League. Quindi io penso che il discorso andrebbe allargato un pochino su quelle che sono i presupposti di questa stagione, che secondo me non era nemmeno stata impostata troppo male. Se tu compri dei giocatori che ti devono rimpinguare la panchina, ogni tanto li puoi far riposare dei titolarissimi e arrivi non nudo alla meta, si poteva fare sicuramente meglio. Poi è chiaro che restano negli occhi le prestazioni deludenti col Francoforte, quella col Copenaghen. Il PSV possiamo anche individuarla come la partita stortissima che metti da parte, perché una debacle assoluta, però si potevano fare quei 3-4 punti in più dalle altre parti e ti saresti ritrovato a passare la prima fase tranquillamente. Visto che il video è già lunghissimo, credo che sposterò le pagelle degli amici bellini per quanto riguarda la partita di ieri sui mini social, perché non possiamo poi rendere i video troppo pesanti. Mi fa piacere che Juan Jesus abbia avuto parole, insomma, di elmetto e di fare più punti possibili, e poi vediamo dove siamo a marzo, nel senso non molliamo, non pensiamo di essere già fuori dalla lotta a scudetto. È giusto che i giocatori la pensino così, come è giusto che i tifosi non si illudano che sia facile farlo. Se ritornano dei certi elementi, o se in questi 4 giorni compriamo 4-5 giocatori, non so come, li mettiamo in lista e togliamo i lungodegenti da mezzo, le possibilità aumentano. Se invece sono sempre questi qua, abbracciamoci la croce e speriamo in un miracolo, perché più diventano tante le partite, adesso ne faremo di meno, però nel frattempo li abbiamo accumulate queste partite a gennaio, e più diventa difficile che i giocatori ritornino belli freschi. Adesso stiamo a posto, siamo belli riposati, è difficile. Intanto io ho la sensazione che, insomma, quello che si è fatto l'anno scorso ha dato un po' fastidio non solo in Italia ma anche internamente, e tutto quel credito, no? Quello scudo che ha un personaggio come Conte, l'abbiamo sempre detto, no? È meglio uno credibile, che anche se lo attacchi ci vuole tempo a scalfire le sue difese, il suo personaggio. Adesso sta venendo meno, l'ambiente si sta spaccando e si danno responsabilità, si distribuiscono e va bene. Quindi la mia riflessione è sempre quella: se poi arriva un altro che è ancora più divisivo dall'inizio, per esempio De Zerbi, quanto duriamo, visto che almeno in Italia non abbiamo poi nemmeno la forza di difendercelo? Figurati a Napoli, dove siamo, ognuno tira acqua al suo mulino, così. Quindi io, prima di giudicare un allenatore inadeguato per la nostra realtà, uno come Conte, che comunque riesce a portarci uno scudetto il primo anno, la Supercoppa il secondo anno, e adesso se non usciamo almeno dai 4 posti, direi che è una stagione positiva. Se non riusciamo a farci piacere nemmeno questo, diventa un po', secondo me, complicata. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, e domani è già prepartita, dove si parlerà di nuovo di campo, a meno che non facciamo un mercato sfolgolante.